Non è stato coinvolto il presidente del Veneto Luca Zaia nelle febbrili fasi della formazione del governo. A confermarlo col sorriso sulle labbra è lo stesso governatore, più volte nelle ultime settimane chiamato in causa come potenziale premier. Il mio telefono è sempre tranquillo, non scotta, nessuna telefonata, nessuno scrive, nessuno telefona, perché hanno capito che io mi devo occupare del Veneto. E anzi, non dormono sonni tranquilli perché noi abbiamo l'autonomia e un istante dopo che il governo si sarà formato, noi presentiamo il conto sull'autonomia. Chiaro per tutti questo. Un impegno al quale il presidente Zaia vuole dare una precisa scadenza. Nel giro di un mese annuncia presenteremo il progetto completo al nuovo governo. Il percorso e le procedure sono chiari e ci dicono che entro fine anno si può chiudere, altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va. Netta la risposta a chi legge tra le righe del contratto di governo la volontà di fermare opere pubbliche come la Pedemontana Veneta. Sulle infrastrutture noi difendiamo le nostre infrastrutture, per cui da Veneto dico che sulle infrastrutture, mantenendo l'alveo della legalità e del controllo spasmodico, continuiamo a procedere. Nel complesso il governatore promuove il lavoro del suo partito e del Movimento 5 Stelle. Tra chi ha votato favorevolmente ai gazebi allestiti domenica dalla Lega c'era anche lui. Io penso una cosa, che i punti toccati sono punti interessanti, penso al tema dell'economia, il rilancio dell'economia, il tema del sociale, il tema della sicurezza, dell'immigrazione, dell'autonomia. Quanto alle critiche sui nomi dei ministri e sulla presunta mancanza di coperture finanziarie per i provvedimenti annunciati dalle due forze politiche, l'invito è ad attendere l'ufficializzazione del nuovo esecutivo prima di tranciare giudizi. Ho l'impressione che come al solito all'italiana si metta tutto davanti, il carro davanti ai buoi. Penso che sia corretto attendere le decisioni del Capo dello Stato, che è colui che ha l'incarico dalla Costituzione di affrontare il tema.